Buongiorno di nuovo in diretta con l'approfondimento dedicato ai temi della sanità del ULSS 2. Presento l'ospite di oggi, Marco Massani, direttore della prima chirurgia dell'ospedale di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. E con lui per un'oretta circa parleremo di un tema caro a moltissime persone, il trattamento dei tumori e l'approccio ottimale per il paziente, facendo anche un po' una panoramica di questo fenomeno. Dottore, un fenomeno che sta colpendo tantissimo questo arco di tempo del XXI secolo, diciamo il male del secolo viene chiamato, è così? Sì, certo. In effetti vale la pena forse cominciare considerando che l'Europa più o meno ha l'1% della popolazione mondiale, però in Europa viene diagnosticato circa il 25% dei tumori complessivamente, che vuol dire che ci sono zone in cui ancora la diagnosi non c'è purtroppo, ma che vuol dire anche che il costo sociale che la diagnosi di un tumore e di tutto quello che questo comporta è molto elevata, tanto che si pensa che più o meno incida in Europa per circa 100 miliardi di euro e con una tendenza nel prossimo futuro ad un aumento che qualcuno stima intorno anche a più del 20%. Quindi effettivamente la diagnosi oggi è più precoce, però il numero dei pazienti che viene poi seguito nel tempo è molto grande e quindi tutto questo comporta una serie di problematiche organizzative, economiche e quant'altro. Adesso ne parleremo ampiamente, dottore. Vedete in sovraimpressione in alto a sinistra dello schermo il numero a cui chiamare per fare qualsiasi domanda. Parliamo del trattamento dei tumori. Parlavamo, dottore, con lei appunto adesso anche fuori microfono di questo fenomeno dilagante di un servizio sanitario che in Italia regge, fa fatica, ma le prospettive per il futuro sotto questo punto di vista, con una popolazione che invecchia sempre di più, con degli stili di vita che evidentemente negli anni hanno fatto crescere questo tipo di malattia, che futuro ci aspetta? Ma allora, io credo che noi dobbiamo considerarci fortunati, nel senso che il nostro sistema sanitario per fortuna garantisce a tutti le cure. Sappiamo bene che non è così in tutti gli altri paesi evoluti, quantomeno. È chiaro che però tutto questo ha un costo estremamente elevato, per cui forse il primo messaggio che potremmo lanciare è quello che bisognerebbe ci fosse un utilizzo adeguato di quanto ci viene messo a disposizione, perché dobbiamo partire dal presupposto che pagandolo noi, perché effettivamente lo paghiamo noi, dovremo anche utilizzarlo nella maniera migliore proprio per ridurre al minimo quello che è l'utilizzo errato del sistema. Però credo che siamo davvero un sistema estremamente fortunato. Poi per quanto questo possa reggere è difficile da dire. Insomma, è vero che negli ultimi anni, e lo sentiamo tutti i giorni, ci sono trasmissioni ogni giorno che ci ricordano delle varie problematiche che affliggono la sanità, però è altrettanto vero che ad oggi ciascuno ha diritto ad accedere alle cure, insomma, e questo, ripeto, è un grandissimo vantaggio anche rispetto a paesi civili che a noi molto vicini, insomma, senza dover pensare per forza sempre agli Stati Uniti, ma anche i paesi europei ormai hanno sviluppato l'assistenza sanitaria affidata a sistemi di tipo assicurativo, quindi basti pensare alla Germania, per esempio. Senta, poi magari adesso ci concentriamo di più sui tumori, ma mi incuriosiva chiederle se secondo lei, vista anche tutti questi scioperi, manifestazioni, leggi di bilancio che non danno abbastanza medici infermieri, una privatizzazione che si sta sempre più compiendo, magari nella nostra regione, noi abbiamo uno sguardo in questa regione, come vede lei la situazione in questo momento? C'è il rischio che l'Italia, non dico domani, tra 10 anni diventi, non dico l'America, ma insomma abbia sempre più un servizio di assistenza sanitaria, appunto come diceva lei, che si basa sull'assicurazione, assicurativo? Bah, sarebbe un cambiamento davvero incredibile ed epocale, quindi sinceramente faccio un po' fatica a pensare a questo tipo di cambiamento così radicale.
Sicuramente qualcosa è cambiato e probabilmente qualcosa cambierà ancora in futuro, però non credo che arriveremo ad un sistema di questo tipo, credo che l'assistenza sarà comunque garantita a tutti. Dottore, trattamento dei tumori, quali sono i cambiamenti sostanziali negli ultimi anni? Insomma, la medicina e la scienza stessa hanno fatto passi da gigante, basti pensare solo a come venivano curati dei tumori anche solo 15 anni fa. Sì, assolutamente. Anche nella diagnosi. Assolutamente vero, nel senso che la diagnosi, intanto ci sono stati avviati ormai da molti anni, molti percorsi di screening, quindi la diagnosi è più precoce, basti pensare al tumore della mammella, ma al tumore del colon, che sono quelli che hanno un percorso di screening codificato da molto tempo, e lì la diagnosi precoce ha migliorato in maniera drammatica la sopravvivenza dei pazienti che hanno la sfortuna di essere affetti da questo tipo di tumore. Ma è vero comunque che abbiamo alcuni tipi di tumore che tendono a crescere, quindi è un'incidenza che tende pian piano a crescere negli anni e che rappresenta sicuramente per il futuro un problema. Abbiamo a disposizione peraltro metodiche di diagnosi sempre più raffinate e questo ci consente di trovare tumori in una fase sempre più precoce, oltre al fatto che proprio, a volte anche per ritornare a quello che dicevamo prima, si fanno moltissimi esami e facendo gli esami spesso si trovano cose inaspettate, capita di frequente di fare un esame per un motivo e trovare qualcos'altro, quindi mettendo insieme tutto questo sicuramente c'è stato nel corso degli ultimi anni un cambiamento importante. Insomma. Cambiamento importante anche nelle cure. Assolutamente sì, nel senso che diciamo che io parlo da un punto di vista del chirurgo, insomma, certo. L'oncologia medica, quindi i farmaci, hanno cambiato la storia naturale di molte delle malattie e quindi poi l'interazione con la chirurgia ha sicuramente migliorato la prognosi di moltissime di queste malattie. Si tratta però sempre di trovare un giusto accordo nell'ambito di un team multidisciplinare che si fa carico di questi pazienti, cioè assegnare il paziente al momento giusto allo specialista giusto in modo che abbia poi il trattamento migliore possibile. Questo è probabilmente negli ultimi anni, non possiamo dire negli ultimi 2-3, ma negli ultimi 15 anni, sicuramente 20 anni, è un cambiamento radicale che c'è stato nell'ambito della medicina. Ci fa un esempio in questo senso, dottore? Per esempio, ne abbiamo già accennato prima al tumore del colon, che è molto frequente. Può capitare di avere una diagnosi del tumore del colon e di non aver bisogno dell'intervento chirurgico subito, ma di dover prima fare un trattamento di chemioterapia oppure di chemio e radioterapia per poi andare all'intervento chirurgico. Quindi non necessariamente il fatto di avere una diagnosi di quello che in genere si dice il polipo del colon, dell'intestino, richiede un intervento chirurgico. Dipende da tutta una serie di fattori, dalla stadiazione della malattia, per cui se la malattia è in una fase iniziale la chirurgia è il trattamento corretto, ma se questo non è, per fortuna abbiamo a disposizione molte altre armi che precedono poi quello che sarà l'intervento chirurgico che arriva in un secondo momento. E questo è probabilmente l'esempio più facile, insomma, ecco, ma vale per molti altri tipi di tumore. Un altro tumore che è in aumento è il tumore del pancreas e anche lì spesso si fa la terapia prima dell'intervento chirurgico e poi una volta completato il ciclo di chemioterapia si arriva all'intervento chirurgico. Quindi non necessariamente deve essere visto come un male il fatto di non andare subito dal chirurgo e cominciare subito un percorso chirurgico. Il tumore al pancreas che è uno dei più aggressivi, dottore? Sì, sicuramente resta ancora uno dei tumori con una prognosi meno felice, diciamo. Ecco. Anche se anche qui le cose sono negli ultimi anni cambiate, ci sono stati per fortuna, grazie soprattutto all'oncologia e all'inserimento di protocolli di chemioterapia, cambiamenti molto importanti nella prognosi di questi pazienti, però resta sicuramente ancora una delle malattie che probabilmente non abbiamo capito appieno e quindi ancora non ci sono quelle
C'è ancora studio da fare, insomma. Assolutamente, sì, sì. C'è ancora molto da fare, nel senso che per fortuna ci sono scienziati e centri che si dedicano allo studio proprio, diciamo, da un punto di vista di quelle che possono essere le alterazioni genetiche e di conseguenza tutto quello che ne deriva anche in termini, per esempio, di trovare il farmaco giusto sulla base di alterazioni che vengono trovate. Insomma. Quindi non è detto che la stessa malattia in due pazienti diversi debba avere lo stesso tipo di trattamento. In uno può arrivare un tipo di farmaco, nell'altro questo farmaco può non funzionare, quindi c'è bisogno di un altro farmaco oppure c'è bisogno della chirurgia. Insomma. E arriviamo a un punto di cui discutevamo prima, dottore. Si può sempre più parlare di una personalizzazione delle cure, giusto? Sì, questa l'abbiamo un po' mutuata dalla lingua anglosassone, dove hanno cominciato ad inserire il concetto proprio di trattamento ritagliato sul paziente, e questo sta a significare che appunto i progressi che abbiamo fatto ci consentono di individuare la terapia migliore per quel paziente, cioè non per quella malattia, ma per quella malattia in quel paziente, e questo è il concetto di personalizzazione della cura, insomma. Che riserva anche ovviamente uno studio ulteriore, perché non si studia solo poi il tumore in atto, ma anche le risposte alle cure del singolo paziente, giusto? Certo, assolutamente, nel senso che pur in linea di massima, avendo la possibilità di prevedere quella che può essere la risposta ad un trattamento, non abbiamo la certezza quando cominciamo a fare un farmaco se quello è effettivamente il farmaco che darà la risposta che ci attendiamo, e quindi questi pazienti devono essere seguiti chiaramente, quindi fanno il loro trattamento, poi durante il trattamento vengono rivalutati dallo specialista, e alla fine del trattamento, a meno che non vi siano segni che inducono prima a fare qualcos'altro, si ripetono gli esami per capire qual è stata la risposta. Dunque, questo significa che lo studio e anche le nuove conoscenze vanno di pari passo anche a una nuova tecnologia, nel senso che le nuove tecnologie aiutano magari l'innovazione a andare specificatamente a colpire quel tipo di tumore senza magari danneggiare l'intero sistema, giusto? Sto parlando per esempio dell'invasività di una cura come può essere la chemioterapia, che è necessaria, lo sappiamo, ma magari non tutti i pazienti ne necessitano. Sì, i cambiamenti che abbiamo avuto, cioè, partiamo dal presupposto che la medicina è la scienza che ha progressi maggiori dal punto di vista tecnologico dopo l'ingegneria aerospaziale, quindi già siamo come posizione, quindi il progresso tecnologico è collegato in maniera indissolubile alla medicina, insomma. E di conseguenza è chiaro che tutti i miglioramenti che abbiamo poi vengono messi a disposizione per migliorare il trattamento, ma per rispondere alla domanda basti pensare per esempio alla radioterapia, certo, e com'è cambiata nel corso degli anni. Adesso ci sono la tecnologia consente di arrivare a trattare lesioni molto piccole, situate in posizioni molto complesse, che una volta era impensabile riuscire a raggiungere, invece con le nuove macchine a disposizione si riesce ad arrivare e quindi ad essere molto selettivi nel trattamento, danneggiare la zona che si vuole risparmiando ciò che intorno c'è nel miglior modo possibile. Insomma. Quindi è chiaro che la tecnologia rappresenta un aspetto fondamentale del progresso in medicina. Ci sono delle nuove prospettive per il futuro prossimo in questo senso, cioè delle nuove tipologie di cura che magari anche per un tumore determinato che magari colpisce di più, lei ha un osservatorio privilegiato nell'area trevigiana, immagino potrà dirci qual è il tumore più frequente da trattare e se ci sono nuove prospettive, insomma, di cura.
Ma allora, i tumori che vediamo con maggior frequenza sono poi quelli che rappresentano un po' a livello nazionale quelli più frequenti, quindi diciamo in generale, parlando in generale, il tumore della mammella, il tumore del colon, il tumore del polmone, il tumore della prostata. Questi sono i tumori che hanno una incidenza maggiore. Poi ripeto, vediamo molti tumori dello stomaco, vediamo molti tumori del pancreas, vediamo molti tumori del fegato, quindi insomma diciamo, effettivamente lavorando in una struttura grande abbiamo la possibilità di avere un osservatorio particolare. Sì, ci sarà un cambiamento sicuramente perché lo vediamo quotidianamente, insomma, ecco, diciamo che probabilmente quello che è cambiato di più è l'aspetto del trattamento con i farmaci. Cioè, abbiamo sempre di più farmaci che vengono considerati target, cioè che vanno a colpire uno specifico bersaglio, per cui molti ce ne sono, molti ne arriveranno. C'è l'aspetto poi per alcuni tipi di tumori dell'ipotesi di poter utilizzare un vaccino, quindi voglio dire, abbiamo una serie di cose che cambieranno sicuramente il futuro di alcune malattie. Per quali tumori questo vaccino, anche se si parla di ipotesi, no, possiamo già sbilanciarci? Non sono la persona giusta a cui fare questa domanda, nel senso che ci sono delle ipotesi, insomma, ecco, però non voglio creare perché dopo sennò finisce che magari perché io non posso. No, certo. Però ecco, è uno degli sviluppi, se ne è molto parlato quando abbiamo avuto il Covid, la vaccinazione per il Covid, l'idea che stava alla base di quello era proprio degli studi nati per trovare un vaccino per certi tipi di tumore, cioè il meccanismo che si andava a colpire era quello. Quindi sicuramente questo rappresenterà uno sviluppo futuro, già c'è in parte, ma arriverà sicuramente. Insomma, utilizzare sostanzialmente dei vaccini mRNA per andare a cambiare poi la genetica. Lei è più preparata di me, questa cosa va benissimo. Sì, è così comunque, perché è il meccanismo sulla base, che c'era la base del vaccino. E magari calibrarlo anche sulla base della necessità e della storia del paziente, storia genetica intendo. Sì, assolutamente sì, ma per esempio non è un vaccino ma sappiamo che per esempio vengono consigliate le vaccinazioni per certi tipi di infezioni virali che nel lungo tempo possono rappresentare un fattore di rischio per il tumore. Quindi ecco, anche qui l'adesione alle campagne che vengono offerte dal Sistema Sanitario Nazionale è estremamente importante. Continua lo studio, continua anche ecco una domanda che volevo farle prima, che parlavamo delle diagnosi sempre più precoci, fortunatamente anche grazie magari ad alcune campagne che vengono svolte a livello nazionale ma anche locale, poi ricordiamo l'Ottobre Rosa appena passato, insomma la prevenzione aiuta nella cura completa del tumore. Magari noi stiamo generalizzando, dottore, ovviamente, dobbiamo sempre basarci su dati statistici, però tendenzialmente una diagnosi precoce può significare una cura definitiva, o no? Sì, è assolutamente così. Io però farei una considerazione, perché noi parliamo di prevenzione intendendola come una diagnosi precoce. In realtà la cosa migliore sarebbe la prevenzione che dovremmo fare avendo uno stile di vita adeguato. Quello è la prevenzione primaria, diciamo, che è quella che riduce al minimo poi il rischio di. E in realtà questo magari è un aspetto non molto considerato. Banalmente, l'Italia ha un numero di ragazzi giovani in età scolare sovrappeso o obesi che è molto elevato e questo rappresenta un fattore di rischio per tante cose e per esempio una buona abitudine a fare dell'attività fisica riduce questo. Attività fisica, alimentazione, ne parleremo. Abbiamo al telefono una persona, buongiorno, con chi parlo? Sì, Maria Teresa di Erclea, Venezia. Buongiorno signora Maria Teresa, Buongiorno. Ci dica. Volevo fare una domanda al dottore, se posso. Siamo qui, sì. Che riguarda mia figlia. Ci dica. Posso? Certo, sì. certo. Allora, mia figlia ha 43 anni
Quando aveva 37 anni gli ho sticato un tumore a tutte e due le mamelle, gli sono fatto la chemio, gli hanno levato le mamelle. Però nel momento una protesi, quando sono arrivati i punti, una protesi non ha dato problemi, e questo era nel 2022. Da allora non è più stata chiamata per rimettere la protesi. Adesso lei ha 43 anni, si ritrova con una protesi sì e una no, perché anch'io sono senza un seno e so cosa si soffre. Dottore, Ecco. cosa possiamo rispondere alla signora Maria Teresa? Lei abita a Treviso, è stata operata nell'ospedale di Treviso, si chiama Fossebo Elisabetta. Vabbè, signora, non diamo dati sensibili magari in diretta. Lo dico, non mi interessa, non mi importa. Va bene, signora. Speriamo che qualcuno la chiami. Dottore, insomma, abbiamo sentito, c'è anche un po' da parte delle persone anche un po' questo senso magari che scaturisce un po' di abbandono, anche se magari per il sistema sanitario non è così. Allora, è innegabile che ci sono delle liste d'attesa per gli interventi chirurgici come per qualsiasi tipo di trattamento, di esame e quant'altro. Quello che io posso dire, allora, ed è altrettanto innegabile che per chi è in attesa di un trattamento, qualsiasi esso sia, l'attesa stessa rappresenta un problema anche solo psicologico, insomma, lasciamo perdere, come la signora ha detto, certo, avere una menomazione del genere sicuramente rappresenta un problema dal punto di vista psicologico. Però quello che io mi sento di dire è che il nostro sistema sanitario, a chi ha una effettiva necessità, dà una risposta adeguata. Poi ciò non vuol dire che sia in grado di darlo a tutti e ciò non vuol dire che ci siano casi come quelli che la signora ci ha detto, ma che riguardano nello specifico l'esempio, ma ce ne sono molti altri che si potrebbero fare. Quindi purtroppo questo c'è in un qualsiasi sistema, il nostro ha questo, anche lui come molti altri soffre di questo, però credo che il trattamento, se è un trattamento effettivamente, chiamiamolo necessario nel breve termine, il nostro sistema fa fronte sicuramente. Quindi è vero, però io mi rendo perfettamente conto che, ripeto, per chi è in attesa rappresenti un problema la cosa. C'è modo poi per i pazienti magari anche, immagino, di chiamare, di risentire a che punto si è... possiamo provare a tranquillizzare magari le persone che ci ascoltano sotto questo punto di vista. Lei ci ha detto le urgenze comunque riusciamo a coprirle e non lasciamo nessuno indietro. Come non si lascia nessuno indietro, ma è una questione evidente quella delle liste d'attesa che ci sono, non possiamo negarlo ovviamente. Allora, sì, innegabilmente ci sono delle liste d'attesa, questo lo sentiamo al certo, telegiornale, ci sono trasmissioni che hanno fatto una fortuna con questa storia delle liste d'attesa, quindi, però anche facendo molta disinformazione secondo me, perché poi alla fine è chiaro che se si gonfia il problema si trova sempre qualcuno che si inserisce e che dice anche a me è capitato così e quindi la realtà voi dei medici fatti, però ci siete, insomma. La realtà dei fatti è che il sistema c'è e secondo me è un sistema assolutamente virtuoso, che può essere migliorato al 100%, lo sappiamo, come può essere migliorato qualsiasi tipo di lavoro, questo è normale. Che poi ci siano la necessità di avere più medici e soprattutto più infermieri, anche questo è innegabile, lo sappiamo, lo accennava lei prima, motivi di sciopero e quant'altro. Però, ripeto, io credo che il nostro sia un sistema che molti invidiano. Molti invidiano e anche, come dicevamo prima, anche da tutelare. Assolutamente sì. Io la vedo come proprio una conquista sociale, insomma, una sanità rivolta a tutti che non lascia. Una sanità che offre un trattamento, poi, ripeto, inevitabilmente si trovano delle situazioni di qualcuno che è in difficoltà, di qualcuno che, come appunto l'esempio che ci è stato fatto, magari aspetta da tanto tempo, però quello che vorrei far presente, perché lasciamo perdere il caso specifico, ma rientrando in quello che è l'ambito nostro, a noi anche capita di avere delle persone che chiamano sollecitando, chiedendo ma io sto aspettando da tanto tempo. È chiaro che la priorità noi la diamo a tutti i pazienti che hanno un tumore. Cioè chi ha un tumore ha una priorità su qualsiasi tipo di altro. Ciò non vuol dire che avere
l'ernia sia meno importante, perché per chi ce l'ha è sicuramente un motivo di discomfort, certo, quantomeno. Però è altrettanto vero che dovendo dare una priorità bisogna darla ai pazienti che hanno la necessità di avere un trattamento nel più breve tempo possibile. Certo, dottore, se è d'accordo noi andiamo qualche istante in pubblicità, poi torneremo a parlare del tema e potete sempre chiamarci al numero che vedete in sovraimpressione. A tra poco. In diretta, tornati, stavamo chiacchierando con il dottore, perché insomma la domanda della signora Maria Teresa ci ha fatto ovviamente riflettere e discutere. Si stava dicendo, dottore, non è un segreto che comunque i medici continuano a lavorare indipendentemente dalle liste d'attesa. Ci sono anche grossi numeri nella zona del Trevigiano di interventi quotidiani. A quanto siamo più o meno? Allora io posso dire quella che è la nostra realtà, cioè del reparto dove lavoro, e noi a grandi linee facciamo circa 1500 interventi all'anno, considerando che l'80% più o meno sono interventi fatti per tumore, quindi il numero è molto alto. Oltre 1000 significa circa 2 al giorno, giusto per dare un... Sì, consideriamo che l'attività in elezione, cioè quindi quella programmata, va dal lunedì al venerdì, quindi già certo, togliamo 2 giorni e quindi effettivamente il numero di interventi è elevato. C'è un'altra chirurgia, la seconda chirurgia, che ha un'attività sicuramente uguale, e quindi insomma il numero di interventi che vengono fatti, ci riferiamo in questo caso solo alla chirurgia generale, è molto alto. Se uno lo pensa proiettato in un anno sono numeri importanti, insomma, ecco. Quindi aggiungiamoci poi, per esempio, non so, per tornare al caso della signora dei tumori della mammella, l'ospedale di Treviso ha un centro che è uno dei centri con i più alti numeri in Italia, insomma. Quindi sicuramente esiste un problema dell'attesa, ma non si dà la priorità a chi ha l'effettiva necessità, insomma. Certo. Parliamo dei pazienti e poi magari ricominciamo con il discorso della prevenzione, dello stile di vita, insomma. Nuove tecnologie, innovazioni dal punto di vista medico, di cure nuove, cure che sono sempre più mirate alle necessità del paziente. In questi anni è cambiato anche il rapporto con i pazienti stessi, dottore, rispetto magari a qualche tempo fa? Ma sicuramente è cambiato il rapporto con i pazienti, nel senso che non è infrequente confrontarsi con delle persone che arrivano già informate in qualche modo. Insomma, sappiamo qual è il ruolo che ha internet nella nostra vita quotidiana, quindi è chiaro che la prima cosa che uno fa quando gli viene detto hai un problema è andare a vedere che cosa vuol dire avere quel problema. Ciò non vuol dire che sia sempre un'informazione adeguata, spesso è un'informazione appunto magari così un po' giustamente superficiale, che qualche volta può anche comportare qualche problema di tipo relazionale poi effettivamente. Però sicuramente il rapporto è cambiato, è un rapporto diciamo che si è passati un po' dagli anni che noi abbiamo vissuto un po' come studenti e poi dopo, in cui diciamo, il medico aveva un ruolo nell'ambito della società che era intoccabile, diciamo, no? Era una cosa... Poi adesso io credo che sia corretto il rapporto, anche se ci sarebbero alcune cose da discutere, ma non è questo l'ambito. Credo che sia giusto che ci sia un rapporto diverso con il paziente, insomma. Di scambio, poi non è detto che ci si riesca sempre, ma insomma noi cerchiamo per quanto possibile di spiegare nel miglior modo possibile. Anche questo non è semplicissimo, perché tante volte si finisce con l'utilizzare magari dei termini che non sono così facili da comprendere, perché sono termini tecnici e che magari
e invece andrebbero spiegati magari meglio, insomma, ecco, quindi sicuramente anche dal punto di vista dell'approccio del medico al paziente qualcosa deve migliorare e cambiare. Però credo che il rapporto sia migliorato, insomma, anche se c'è un po' più di conflittualità sicuramente. C'è un po' più di conflittualità, ok. Beh, lo leggiamo tutti i giorni. Anche lei lo vive? Ma noi, devo dire la verità, no. È un evento estremamente raro per quanto ci riguarda. Però per esempio per chi lavora nel primo soccorso lo vediamo, insomma, abbiamo appena sentito anche ieri, l'altro ieri, di eventi a noi molto vicini, di violenze, e quindi... Parliamo dell'ospedale all'Angelo, esattamente, sì, che c'era stato esatto. Però, insomma, penso che ogni giorno compaia la notizia di qualche operatore motivo di scontro, aggredito, di qualche operatore sanitario aggredito e quant'altro. Questo non lo so cosa voglia significare, sinceramente non lo so. Probabilmente, ripeto, molto rientra anche in una cattiva percezione di utilizzo di quello che è il sistema sanitario, io credo. Nelle scienze sociali, stava parlando del rapporto medico-paziente, si parla di umanizzazione delle cure. Mi aspettavo mi dicesse sì, c'è sempre più un approccio tu per tu con il paziente, nel senso che vi si viene accompagnato. Lei mi ha parlato invece un po' di alcuni scontri che si hanno. È una percezione che avete? Ma allora, noi, se mi devo attenere a quello che è il nostro ambito, quello che è, da noi devo dire che in genere no, è un evento estremamente raro, insomma, è quello che può capitare, credo, indipendentemente da anche la discussione tra amici, voglio dire, può a volte generare, quindi no, devo dire che da noi questa cosa non succede. Succede molto più di frequente per quello che dicevamo prima, ma per l'ambito nostro credo che sia un evento estremamente raro. Quindi l'umanizzazione delle cure ha tanti risvolti sicuramente, insomma, ecco. Però il rapporto tra il medico e il paziente è sicuramente cambiato, io credo sia migliorato anche. Poi non so se la vedo dal mio punto di vista, nel senso che c'è un rapporto più diretto. Ecco. Che una volta era un po' meno, ecco. Poi è anche un dato caratteriale, insomma, credo che saper comunicare sia una dote anche, che per quanto uno possa cercare di imparare, poi c'è un dato di base che ti consente di essere più o meno empatico, questo è il dato. Assolutamente. E la medicina però va in questa direzione, dottore, ovvero cercare di creare quel dialogo paziente-medico che magari non sempre si riesce ad instaurare, ma anche per accompagnarlo nelle cure. Prima parlavamo anche del fatto che spesso nell'approccio purtroppo si devono usare dei termini che sono quelli della medicina, che magari sono alle persone magari sconosciute, che quindi a volte magari hanno anche delle difficoltà nel comprendere cosa sta accadendo a loro, al loro corpo. Che scambio c'è in reparto? Ma allora, è vero, nel senso che noi dovremo sicuramente fare uno sforzo di cercare di non utilizzare termini complessi o quantomeno, una volta utilizzati, anche cercare di spiegare il significato. Poi è chiaro che purtroppo ci sono delle volte in cui tutto questo non è così semplice, perché chiaramente, inevitabilmente, ci sono degli aspetti tecnici che quelli sono e quelli bisogna cercare di... Assolutamente. Però è vero che il compito che dovremmo avere è proprio quello di cercare di spiegare nel miglior modo possibile. Anche perché dobbiamo partire dal presupposto che magari il primo colloquio che si ha con il paziente non necessariamente dobbiamo ritenerlo quello definitivo, nel senso che poi giustamente uno quando esce dalla porta dell'ambulatorio comincia a farsi delle domande che non ha fatto in quel momento per una serie infinita di motivi, per la soggezione, per la situazione particolare, insomma tutta una serie di cose che andrebbero poi rivalutate a distanza, insomma questo è sicuramente appartiene a quel concetto di umanizzazione di cui... E quindi possiamo parlare anche di trattamento multidisciplinare. Lasciamo per un momento il rapporto magari che ha più a che fare con la sfera psicologica e sociale, ma a livello medico si può parlare di un trattamento multidisciplinare per la cura dei tumori ad oggi? Sì, assolutamente. Il cambiamento più grande che c'è stato negli anni è sicuramente questo, nel senso che una volta c'era un po' più... erano più comparti stagni, insomma, cioè il paziente chirurgico era del chirurgo e via così. Adesso non è più così, adesso ci sono
dei gruppi multidisciplinari che si trovano, discutono i vari casi e stabiliscono sulla base di quelle che sono le conoscenze qual è il trattamento migliore per quel paziente, e quindi quel paziente poi verrà indirizzato al chirurgo, all'oncologo, al radioterapista, insomma a tutti gli specialisti che possono essere coinvolti. La cosa fondamentale è questa, cioè avere dei gruppi che si incontrano, che discutono e che poi aiutano a fare la scelta giusta. In questo gruppo un ruolo fondamentale, nel senso della gestione del paziente, ce l'ha il medico di famiglia sicuramente, perché diciamo, è effettivamente il rapporto che il medico di famiglia ha con il paziente è diverso, perché è un rapporto continuativo nel tempo, certo. no? Quindi c'è modo anche di conoscere altri aspetti che magari noi non riusciamo a percepire o che non ci vengono detti, e quindi in questa gestione multidisciplinare anche il medico di famiglia ha un ruolo fondamentale. Quindi un approccio multidisciplinare, possiamo spiegare magari, che noi lo diamo per scontato, ma in che cosa consiste? Diciamo che per poter arrivare a questo trattamento personalizzato bisogna che gli specialisti si incontrano, discutono il caso del paziente X che ha quel tipo di problema, e ciascuno poi dice cosa proporrebbe e si stabilisce qual è la priorità. E di conseguenza alla fine di queste discussioni multidisciplinari ne esce un verbale, proprio fisicamente anche un verbale, in cui viene riportato quello che è stato detto e quella che è la decisione presa. Okay. E quindi il paziente poi viene avviato al trattamento. L'esempio che abbiamo fatto prima del tumore del colon è abbastanza quello che calza bene, insomma, ecco, perché per esempio quando il tumore prende l'ultima parte dell'intestino, che si chiama retto, spesso c'è la necessità di far precedere alla chirurgia un trattamento di chemio e radioterapia. Quindi il gruppo multidisciplinare valuta l'esame endoscopico, quindi la colonoscopia, quindi la TAC, la risonanza, tutto quello che il paziente ha fatto per la stadiazione della malattia, e poi stabilisce se può andare direttamente ad intervento chirurgico oppure se fare prima il trattamento chemio solo, chemio radio, e poi tornare dal chirurgo. Certo. E questo è il frutto di una discussione multidisciplinare. E quindi quel paziente viene avviato a quello che dovrebbe essere il trattamento migliore per lui, non per la malattia in generale. Certo, e perché poi immagino che anche negli stessi reparti possano nascere dei confronti. È importante spiegare alle persone anche che ci seguono da casa il perché magari una persona con nostro o comunque conoscenti che hanno uno stesso tipo di tumore ha solo in verità il nome uguale, ma magari il nostro corpo e la conformazione stessa è diversa, e quindi necessita di approcci diversi, come ci spiegava il dottore. Sì, è proprio così, nel senso che a noi capita spesso quando vediamo i pazienti di sentirsi dire: ma come, io conosco che aveva la stessa cosa e a lui avete fatto un'altra cosa, avete fatto qualcosa di completamente diverso. Non è così infrequente, anzi, proprio anche poi ritornando a quello che dicevamo prima di internet, le informazioni che si possono avere da internet sono un po' generiche e quindi spesso inducono a pensare: ma come, ho letto che, e quindi perché a me non è così? In realtà l'ideale è proprio avere un trattamento il più possibile personalizzato, insomma, ecco. Dottore, lei ha un punto di vista privilegiato sul trevigiano. Negli anni, in questi ultimi anni, prendiamo un lasso di tempo di una quindicina d'anni, ci sono più tumori? C'è una maggiore frequenza? L'età si sta abbassando? Che cosa vede? Ma allora, dovremmo distinguere e dividere sulla base di diversi tipi di tumore. Per esempio, non so, i tumori che riguardano l'ambito delle malattie cosiddette linfoproliferative, le famose malattie dei linfonodi, che poi, insomma, così per banalizzare la cosa, probabilmente hanno avuto nel corso degli anni un aumento, e come questo molti altri tumori. Però è anche vero che ne vediamo anche in fasi più precoci, proprio perché c'è una diagnostica, c'è uno screening, perché si fanno esami di più, e quindi sicuramente vediamo anche persone, probabilmente anche persone più giovani, però c'è anche da pensare che magari alcuni tipi di tumore, tornando sempre al tumore del colon per esempio,
ci mettono tantissimi anni a svilupparsi. Cioè magari uno ha il piccolo polipo che nel corso del tempo progressivamente cambia di caratteristiche, cioè da una cosa che era benigna progressivamente cambia, ma questo percorso a volte richiede veramente tanto tempo. Quindi beccarlo all'inizio, in una fase precoce, cambia completamente, insomma. Certo. Quindi ne vediamo parecchi, insomma, di pazienti che hanno l'asportazione durante un esame magari fatto anche solo per controllo dei polipi che poi hanno delle alterazioni, insomma. Quindi sicuramente certi tipi di tumori sono aumentati, sicuramente. Ma questo rispecchia un po' quello che è la società in generale, insomma. Ecco, noi siamo un classico esempio di una società che sta bene, sì. Che ha alcuni tipi di patologie tipiche delle società evolute, non so se è il termine giusto. Sì, no, ok, ma abbiamo capito, dottore. E l'incidenza per età invece? Abbiamo visto qualche cambiamento? Ma allora, in genere diciamo che quello che si tende a dire è che quando un tumore, ci sono sempre le eccezioni, quindi lasciamole diciamo così in termini molto generici, quando un tumore avviene in età giovane c'è un'alta probabilità che vi sia sotto un problema di tipo genetico. E quindi questo richiede maggiore attenzione sicuramente, cioè nel senso che quando vediamo pazienti che hanno tumori che insorgono, poi dipende, ripeto, dal tipo di tumore, dei fattori di esposizione o meno, insomma ci sono, però il paziente che ha meno di 50 anni e che si presenta col tumore, con certi tipi di tumore, è un paziente a cui bisogna prestare molta attenzione, non tanto e solo per lui quanto per l'ambito familiare, per esempio, insomma, perché certo. Ci possono essere delle indicazioni a fare delle valutazioni. L'ospedale di Treviso a Borgo Cavalli, per esempio, ha un ambulatorio di genetica medica dove sulla base della storia di una famiglia si può stabilire se vi è o meno un aumentato rischio di avere certi tipi di tumori. Certo, insomma. lei ci sta dicendo se mamma, papà, nonni, zii hanno avuto più o meno lo stesso tipo di tumore, è bene magari ricorrere a questo tipo di visita. È vero questo, ma senza voler banalizzare la cosa, però magari per restare nell'ambito maschile, avere il tumore della prostata a 80 anni, sì. Diciamo che è quasi la regola. Insomma, no? Più o meno grande non importa, ma insomma è molto frequente. Quindi se questo capita a quell'età non deve farci pensare a questo, ma è chiaro che se invece questa cosa dovesse capitare in età giovanile deve far pensare che possa esserci una problematica di questo tipo, insomma. E quindi abbiamo tutte le armi poi per poter offrire, ripeto, non tanto solo al paziente quanto all'ambito familiare, un programma di prevenzione poi alla fine, perché se so di essere a rischio di avere quel tipo di problema, farò degli esami con maggiore frequenza che mi consentiranno di avere una diagnosi precoce, oppure addirittura posso fare una prevenzione come in certi casi per il tumore della mammella, che si fa la profilassi con la mastectomia, l'asportazione dell'ovaio, insomma, cioè ci sono delle cose che ti consentono di ridurre, di azzerare il rischio di avere quel tipo di problema. Certo. Stavamo parlando prima invece dello stile di vita. Prevenzione, lei ci diceva prima che non è solo lo screening fatto con cadenza regolare, e parliamo di tumori sia maschili che femminili, certo. Ma anche un corretto stile di vita. Che cosa significa? Sicuramente, allora, la vera prevenzione sarebbe questa in realtà, no? Cioè avere uno stile di vita adeguato che ti consente di ridurre al minimo il rischio di sviluppare certi tipi di tumore, insomma. Lo diciamo noi sempre, il fumo è un fattore di rischio altissimo per veramente tanti tipi di tumori, ma non è l'unico chiaramente. Quindi quando per esempio, adesso non ho portato, ma c'era una bella immagine del perché certi tipi di terapie funzionano, la stessa malattia, tutto simile, però quando uno va ad indagare, quello che ne viene fuori è che i due soggetti avevano stili di vita completamente differenti e di conseguenza la risposta può esserci da una parte e non esserci dall'altra, proprio perché ci sono tutti questi cofattori che influiscono in maniera determinante. Quindi la vera prevenzione sarebbe uno stile di vita adeguato. Che significa sport, mangiare sano, una dieta equilibrata,
immagino. Assolutamente sì. Infatti io sono un accanito sostenitore che per esempio a scuola dovrebbero fare molta più attività fisica. Come stimolo all'educazione proprio? In generale, per tanti aspetti, ma insomma anche proprio quello per abitudine. Dicevamo prima che abbiamo una percentuale molto alta di ragazzi in età scolare che sono sovrappeso o obesi. È chiaro che questo è un problema soprattutto in prospettiva. Se vogliamo tornare a dirci quello che abbiamo detto prima, il costo del sistema sanitario è determinato anche da tutte queste cose. Certo, l'obesità in questo senso come contribuisce a magari un'insorgenza di qualche malattia? È un fattore di rischio per una marea di cose. Il diabete, le malattie cardiovascolari, quindi senza dover per forza pensare ai tumori, certo, che comunque l'obesità rappresenta un fattore di rischio anche lì, quindi è molto importante lo stile di vita, assolutamente. Dottore, abbiamo gli ultimi circa 5 minuti. Di cosa ha piacere di parlarci anche rispetto a queste innovazioni? Noi appunto stiamo parlando del trattamento dei tumori, magari anche un'operazione che a lei è rimasta più impressa e che magari per lei magari anche nella sua attività medica ha segnato un po' una svolta, oppure un certo tipo di tecnologia che lei ha pensato ok, qui c'è un prima e un dopo. Ma io credo che la cosa fondamentale del nostro lavoro sia il confronto. Quindi il confronto che puoi avere nell'ambito di una struttura assolutamente di importanza come quella di Treviso, in cui ci sono una serie di professionisti di altissimo livello, ma non solo, anche con colleghi che vivono in realtà differenti dalla nostra. Io credo che il cambiamento vero sia questo, cioè che il confronto con chi ne sa di più, perché poi alla fine per fortuna c'è sempre chi ne sa di più, determini il vero cambiamento nella gestione della medicina in generale. Insomma. È utile anche per lei, secondo lei, noi parliamo dal punto di vista trevigiano, quindi magari abbastanza locale, che però voi medici locali siete poco, nel senso che, come ci diceva, avete un continuo scambio anche con altro personale, non solo italiano ma anche estero. Dall'estero ci sono nuove prospettive in campo, parlavamo prima di questi fantomatici vaccini che dovrebbero prevenire alcuni tipi di tumore, ma senza rimanere sulle ipotesi, qualcosa di concreto che di cui magari si sta discutendo ultimamente. Ma in realtà ciò che è estero è anche da noi, nel senso che non c'è una differenza da questo punto di vista. Quello che probabilmente fa un po' la differenza per certi aspetti è l'aspetto squisitamente organizzativo che certe realtà possono avere per una serie di motivi più svariati, insomma, ecco. Quindi quello è un aspetto importante, però noi siamo assolutamente all'avanguardia da un punto di vista del trattamenti, nel senso che abbiamo la possibilità di fare per esempio nell'ambito chirurgico la chirurgia cosiddetta mini invasiva, quindi quella con i tagli piccoli, certo, sia laparoscopica che robotica. Da moltissimi anni ormai abbiamo sviluppato una buona esperienza, quindi da questo punto di vista diciamo siamo assolutamente allo stesso livello di molti centri importanti, insomma, ecco. Quindi credo che quello che c'è in giro c'è anche da noi. Abbiamo l'ultimo minuto, dottore, se vuole lasciare anche qualche indicazione magari a chi ci sta ascoltando su anche magari di rassicurazione, che stanno vivendo magari un problema legato a un tumore personale o in famiglia, insomma la sanità veneta c'è. Ma sì, ripeto, io sono un accanito sostenitore del nostro sistema sanitario, insomma, che è perfettibile sicuramente, ma che è da un punto di vista delle risposte che garantisce assolutamente di alto livello. Quindi io credo che il messaggio che possiamo dare è che ci siamo e quindi siamo disponibili con i nostri limiti. È una lotta che si fa insieme, dottore? Quella... Sì, assolutamente, è una lotta che si deve fare insieme e credo che il messaggio sia anche quello che il paziente giustamente ci deve chiedere, insomma, ecco, non deve aver paura di fare delle domande, perché noi magari a volte siamo un po' restii, no? E quindi è bene che invece ci sia uno scambio il più possibile aperto. Ecco.
Nuove tecnologie, innovazione, personalizzazione delle cure, trattamento su misura al paziente rispetto a un determinato tipo di tumore. Di questo abbiamo parlato oggi nel nostro approfondimento. Ringrazio per essere stato con noi il dottor Marco Massani e averci aiutato a comprendere meglio le nuove prospettive anche della medicina in questo senso. Grazie mille. Grazie per averci seguito voi telespettatori fino ad ora. A tutti l'augurio di una buona giornata. Arrivederci.